del non dormire bene, dell'essere costantemente in ipervigilanza per la propria problematica, costantemente sentire questo dolore, questi sintomi al collo e pensare oh Madonna sta arrivando di nuovo, chissà cosa succede adesso, magari mi vengono degli sbandamenti, magari mi vengono, non so, non riesco a fare quel viaggio, non riesco a essere focalizzato al lavoro. Queste ansie sono relative quindi al sintomo stesso, oppure ansie per altre problematiche. Possono essere di natura finanziaria, di natura familiare, relazionale, ok? Di ansie ne possiamo avere veramente tante. Ora, queste ansie creano un cervello ipersensibile. Non tutti i casi di ansia creano un cervello ipersensibile. Ci sono persone che sono in ansia e non hanno problemi. Ma nei casi in cui il nostro storico, il nostro